Se un ladro avesse il coraggio di sfidare la rete delle telecamere, a Carmignano di Brenta nell'Alta Padovana ce n'è una ogni 170 abitanti, si troverebbe poi a fare i conti con un presidio della polizia municipale passato da 1 a 4 agenti. Non bastassero loro, ora l'amministrazione ha anche stretto un accordo con la vigilanza privata, ma non è finita perché la paura e il timore di attentati alla proprietà privata da queste parti è così sentita da aver spinto anche l'amministrazione comunale a siglare un contratto con un'assicurazione. Così, nella disgraziata ipotesi che un cittadino subisse un furto o una rapina, potrebbe addirittura ricevere un rimborso. Carmignano Sicura è il progetto messo in atto dall'amministrazione comunale che prevede 7 giorni su 7 l'attività di vigilanza da parte di un'agenzia di controllo. Chiaramente tanta sicurezza si paga e il costo è di 300.000 euro. Il potenziamento della videosorveglianza e dei varchi di controllo targhe. Abbiamo per ora 26 punti di controllo di videosorveglianza e 15 punti di controllo delle targhe, quindi delle assicurazioni delle autovetture. Farsi carico delle preoccupazioni e dei timori della comunità, del resto, spiega il sindaco, è un compito della politica.